Dottor Di Loro, oggi si presenta il progetto sul biologico qui al Galileo, un istituto agrario a Canicattì, cui è capofila per la Sicilia e rappresentato in tutta Italia. Sì, il progetto Bioconvitalia è un progetto finanziato dal Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e sta sviluppando azioni di comunicazione, promozione e formazione specifica e consulenza tecnica un po' in tutta Italia, un po' in tutto il circuito nazionale. Noi abbiamo scelto Canicattì come punto di partenza di questo percorso di formazione che si svilupperà in 10 regioni su 12 istituti che hanno a livello nazionale che hanno firmato il protocollo di collaborazione per la formazione, proprio perché Canicattì fa parte della regione, diciamo, principale del biologico italiano, quello che ha la maggiore superficie certificata. Allora, la conversione della superficie a biologico, della massima superficie agricola utilizzabile possibile a livello nazionale e a livello europeo, è uno dei pilastri fondamentali della politica europea. L'obiettivo 2030 è quello di giungere al 25% di superficie agricola coltivata in biologico. Già l'Italia, con i suoi 2 milioni e mezzo di ettari di superficie certificata, è al 20,1%, quindi è vicinissimo a questo obiettivo. La Sicilia di suo ha già superato questo obiettivo, giungendo quasi al 30%. Quindi è in questo contesto che gli istituti agrari nazionali sono chiamati a fare la loro parte. Infatti si parla di fabbisogni formativi in agricoltura biologica, perché la volontà politica deve essere poi supportata sul campo da una nuova classe di tecnici attenti e capaci in modo da poter accompagnare questa conversione. Convertire la superficie al biologico e aumentare i consumi di biologico significa rendere felice l'umanità, perché ormai sono centinaia gli studi internazionali che dimostrano che una frequente alimentazione biologica riduce le malattie cronico-degenerative. Quindi parliamo del meno 25% di tumori. Oggi i tumori sono quasi 400.000 all'anno le diagnosi che si fanno. Quindi è così come altre, problematiche della categoria cronico-degenerativa. Quindi aumentare la superficie in biologico significa ridurre l'impatto ambientale, ma soprattutto ridurre la sofferenza e ridurre anche i costi sociali in generale per gestire, ecco, questa inutile sofferenza. L'Agrario Galilei fa parte di un progetto bio ed è in tutta Italia, rappresenterà la Sicilia, un progetto che oggi viene presentato insieme all'associazione qui presieduta dall'agronomo Calogero Alaimo Di Loro, di cui il vostro istituto appunto è capofila. Ecco, perché è importante questo? Quanto è importante per la formazione futura dei ragazzi? Allora, sì, innanzitutto io ringrazio il dottor Alaimo Di Loro per averci consentito di conoscere questa realtà, la realtà di Italia Bio di cui lui è presidente nazionale e che ci sta permettendo di transitare come azienda agraria annessa all'Istituto Professionale Livatino, di transitare appunto al biologico, un modello sicuramente ecologico e redditizio. Gli istituti tecnici e professionali agrari in tutto il territorio nazionale sono collegati in rete, la famosa rete RENISA, scambiandosi opportunità, competenze, progetti e la scelta di aderire al biologico è sicuramente e sarà sicuramente una scelta vincente perché
è un po' anche competitiva e redditizia. Noi offriremo e speriamo di offrire anche all'Associazione Italia Bio delle competenze di tecnici che si formano sul campo. Noi infatti da tempo abbiamo lasciato alle spalle quelle che sono le lezioni tradizionali, le lezioni frontali, per sposare la didattica laboratoriale. I nostri ragazzi infatti 2 o 3 volte a settimana si recano in azienda, imparano direttamente in loco quelle che sono le tecniche e quelle che sono anche le conoscenze legate al mondo agroalimentare, per poi poter seguire fino al prodotto finito quello che poi è il risultato. Siamo infatti in grado di produrre anche olio, vino e di partecipare a concorsi in tutto il campo nazionale, come a breve faremo per esempio con il Vinitaly.